Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con The Best Sandwich. Ritorniamo qui a Pordenone al Pala Gourmet per la quinta edizione, per il ritorno al territorio. Oggi una puntata dedicata al figo moro, poi andremo anche a conoscere le caratteristiche, ma soprattutto andremo a conoscere i concorrenti e la nostra giuria. L'immancabile presidente di giuria, Annalisa Sandri, alla quale faccio io l'applauso. Grazie Alexis, buonasera a tutti, bentrovati e siamo arrivati alla quinta edizione. È un'edizione bellissima, ricca di spunti veramente interessanti, perché appunto, come ha appena detto Alexis, si ritorna al territorio. Avremo dei prodotti che sono nostri, che sono FVG e che sono eccezionali. Grande. E quindi insomma andremo a valorizzarli, anche a cercare di capire come inserirli nei panini, perché questa poi è la cosa interessante. Parleremo anche di ristorazione con una esperta del settore, Marta Cesarato, che è un locale a Sequals, Corte Morè, un ristorante e un B&B. Benvenuta a The Best Sandwich. Buonasera a tutti, grazie. E invece lui, insomma, ormai è un esperto, no? Un esperto di panini, ne ha mangiati tanti. Oggi poi ecco la tenuta perfetta con la camicia bianca, il nostro Gabriele Ballan, che è tornato qui pronto per essere preciso, no? Oggi in giuria. Come ti senti? Sono in linea. Intanto buonasera a tutti, è un piacere essere qui ed essere tornato in questa quinta edizione. Ecco, sarà un piacere riscoprire il territorio. Ecco, Marta, anche tu sei preparata? Cioè non hai mangiato per provare il panino oggi? I panini? Niente. Niente. Però insomma tu nel tuo ristorante che cosa proponi generalmente? Ma anche noi sfruttiamo i prodotti del territorio, cerchiamo di valorizzarli, di far conoscere a chi viene da fuori, ma anche a chi fa parte del territorio, molto spesso non li conosce, i prodotti, e cose semplici, anche ricette un po' di una volta, e quindi un po' per tutti i gusti. Ottimo, e questo ci piace davvero molto, come i nostri panini, ma vi ricordo come sempre che i nostri concorrenti sono preparatissimi grazie al coaching. Ogni anno la nostra Annalisa assieme a Elena ma anche a Gabriele, ma c'è anche una new entry che è un nome bellissimo, Shecreta, giusto? Sì. Brava. E che la vedrete nel nuovo coaching di quest'anno, è proprio per prepararli anche alla presentazione dei loro prodotti, del loro locale, giusto Annalisa? Sì, anche perché teniamo conto che il più delle volte sono persone che lavorano in cucina e la difficoltà dal passare dalla cucina a cucinare davanti a una telecamera non è proprio così semplice, quindi noi cerchiamo di stimolarli, di dargli degli input al fine di valorizzare se stessi e anche il loro panino e soprattutto il locale nel quale lavorano. Allora andiamo a vedere il coaching. Benvenuti a questa quinta edizione di The Best Sandwich, siamo molto lieti di avervi qui con noi. Io sono Gabriele Ballan, sono l'Hospitality Expert di Pala Gourmet. È un piacere trovarvi qui per questa nuova avventura. Spero riusciate a dare il meglio di voi stessi, per cui vi auguro un grandissimo in bocca al lupo. Io sono Greta e sono qui per dirvi semplicemente di godervi questa occasione di potervi pubblicizzare sia come professionisti sia comunque per alcuni di voi come titolari. Ricordatevi che avete 10 minuti di tempo, godetevela il più possibile, ovviamente ci sarà un vincitore, ma insomma è il gioco. E siete pronti quindi per la gara che si svolgerà tra poco. Abbiamo visto il coaching, ma andiamo a vedere come si presenta il primo concorrente nella clip e poi entrerà pronto per la preparazione del primo panino.
Ciao a tutti, io sono Luca De Martin dell'Hamburghetto, una startup nata un paio d'anni fa durante il Covid e ci proponiamo fondamentalmente di fare dei panini buoni, sani, genuini e con tanta passione. L'abbiamo conosciuto, lui è Luca De Martin. Vieni Luca! Buonasera! Buonasera a tutti signori! L'applauso al primo concorrente che arriva da Cappella Maggiore. Il tuo locale è l'Hamburghetto e sai che tu hai 10 minuti di tempo, già predisponi il panino, bravo, il pane. Come hai chiamato il tuo panino intanto? Il panino lo abbiamo chiamato il Moro incontra il coniglio. Ecco, quindi questo è il titolo del tuo panino. Gli ingredienti sono pane al mais, hamburger di coniglio, naturalmente il fico moro, crudo di San Daniele, valeriana, cappuccio viola, crème, olio. Il fico moro tu lo utilizzi nel tuo locale o no? Beh, sicuramente, essendo anche la nostra attività molto vicina a Caneva, il fico moro è uno degli ingredienti sul quale spesso in stagione basiamo i nostri menù, i nostri panini e gran prodotto. E allora andiamo proprio a vedere la preparazione del panino, perché tu diciamo sei la prima esperienza, quindi sei anche un po' emozionato, possiamo dirlo. Quindi tu parti pure con la preparazione. Perfetto. Perché noi intanto vediamo che stai preparando il fico e ricordiamo anche qualche nozione del prodotto, Annalisa, intanto che lui lo prepara. Allora, io chiederei a Luca se questo è effettivamente figo moro di Caneva. Purtroppo no, perché quest'anno la stagione è stata molto particolare, perché c'è stato un caldo anomalo, molta siccità e quindi la stagione è finita prematuramente. Comunque abbiamo trovato un figo moro, ma non è di Caneva, comunque è un prodotto strepitoso lo stesso. Ecco, quindi questo è infatti uno dei problemi purtroppo è successo che quest'anno c'è stata una siccità piuttosto importante, noi lo sappiamo tutti, ha fatto molto caldo e il figo moro è finito da almeno 20 giorni ormai. Pertanto, visto che comunque era stato indicato loro questo ingrediente, abbiamo pensato di mantenerlo dicendo: prendete dei fighi mori, anche se non sono quelli tutelati dal consorzio, eccetera, purché siano figo moro, che è un fico molto particolare, no? Come si può vedere. Sì. Ecco, raccontaci come stai preparando il tuo panino. Tu adesso hai il crudo di San Daniele. Beh, inizierei intanto dal pane, perché con i ragazzi, perché siamo una bella squadra noi, abbiamo deciso di utilizzare un pane al mais che ricorda un po' le blave di Morteran e quindi ricorda in modo importante il Friuli Venezia Giulia. E dopodiché ovviamente andiamo a usare un crudo di San Daniele, avvolgo questo fico, queste fettine di fico nel crudo di San Daniele, andiamo a tostarle leggermente per comunque mantenere la proprietà del fico intatta e dopodiché andiamo a finire il nostro hamburger di coniglio in piastra. E questo è l'inizio del panino. Luca, scusa, quindi l'hamburger ha già subito una prima cottura? Sì, ha già subito una prima cottura a bassa temperatura, a 70 gradi, in modo tale che poi facciamo solo la finitura in piastra e creiamo quella crosticina che è meglio conosciuta come il maillard. Ecco. 6 minuti e 36, so che... Adesso andiamo a procedere. Può essere... Andiamo a procedere. Cosa ne pensi, Gabriele? Gabriele. No, mi piace sempre guardare le persone lavorare con la loro dinamicità e spigliatezza, perché così si vede l'artista, no? Che si muove. E vedo che Luca si muove veramente bene sotto questo punto di vista. E non è un panino facile, non sarà un abbinamento facile, perché comunque il figo è un bellissimo frutto, però bisogna anche saperlo lavorare, sinceramente. Sì. Quindi sotto questo punto di vista è anche un po' curioso il lavoro che faranno i nostri concorrenti quest'oggi. Anche perché lui ha scelto il prosciutto come abbinamento... che diciamo è una classica. È un grande classico. Perché... E il creme, guarda che spettacolo, mamma mia. Sì, se posso permettermi, scusate, andiamo a smorzare quello che è il dolce del fico con della radice di rafano fresca, anche questo grande prodotto
tipico del Friuli Venezia Giulia. Vado poi a condire ulteriormente questo cappuccio viola che mi dà freschezza comunque al panino e un po' di croccantezza con un'emulsione di fico anch'essa. Come l'hai fatta? C'è il fico moro, c'è il fico intero, l'abbiamo emulsionato con un po' di olio extravergine di oliva, appena un pizzico di sale e un po' d'acqua. Semplice, Bello. insomma. Quindi adesso fai scottare l'hamburger, Esatto, diciamo. andiamo a creare quello che è. Guardate che bella la Il tecnica maiale. anche, no? Sì. Per scottare direttamente sulla carta forno, che magari, ovviamente per Marta è una cosa scontata, eccetera, però magari a casa, sai che quando devi cuocere ti si attacca. Sì, poi devi pulire, sai che è comodo. Guarda, così, perfetto, no? Forse anche più leggera, come... Beh, questo... non so, lo chiedo no, per chi è sempre a dieta perché come non me. credo. Forse rimane più il sapore, però intatto, rimane perché più rimane intatto. Infatti. sull'alimento. e La non scelta sulla del piastra. coniglio, anche se posso chiederti, sei un appassionato di carne, no? Luca? Dammi un attimo. La scelta del coniglio è perché è una carne bianca, versatile, diciamo che è stata rivalutata poi nel corso degli ultimi anni e a nostro avviso è fantastica con l'abbinamento con il fico, perché l'obiettivo nostro è quello di risaltare questo prodotto strepitoso. Quindi dopo varie prove con anche altri ingredienti, vi svelo che abbiamo provato anche la trota, perché io sono un grandissimo amante della trota, ma non ci convinceva. Alla fine abbiamo scelto il coniglio perché a noi convinceva, per cui era un prodotto che... ci hai lavorato dietro un bel po', Scusami, se posso permettermi, ci abbiamo lavorato. Io ho una grande fortuna bravissimo. che con me ho una squadra che è veramente atomica, se mi passate. In quante persone siete? Beh, nell'hamburghetto che lavorano attivamente siamo all'incirca una quindicina più o meno, poi qualcuno più, qualcuno meno, insomma, ecco. Quindi dietro c'è veramente del lavoro. Quindi fichi tutta fortunatamente l'estate. abbiamo una squadra. 3 minuti 18, Non mi ha Carolina, sentito. quanto deve stare il pane? Un minutino nel forno? adesso, lo tiro fuori Ecco, praticamente e poi, sai, adesso. Che lo devi Esatto. Fortunatamente siamo impiattare tutti e portare ai giovani. nostri giudici. Quindi alla fine scotti anche un po' il ficchio con il prosciutto. Esatto. Quindi è un panino prevalentemente caldo questo. Ma è bello perché lui ha questi camioncini che fa street food e cambia località spesso, quindi gira molto il Veneto, il Friuli e si trovano in più piazze. Tu hai 2 minuti di tempo, ricordiamo anche il food cost, sai che non dovevi sforare 3,50 €, a quanto ammonta Allora, qui il tuo panino? in totale siamo a 3,10 €. Boh, bene, ottimo. È rimasto nel food cost. Volevi chiedere qualcosa? Sì, volevo chiedergli qual è l'hamburger, cioè qual è il panino che vendi di più nel tuo, ecco, sì. con con la tua attività. Beh, sicuramente l'hamburger che ha più successo è l'hamburghetto, che è il nostro cavallo di battaglia, ecco, dove utilizziamo una carne di manzo nostrana, della spianata calabra croccante, del formaggio montasio, della cipolla rossa caramellata e dello spinacino che mi dà freschezza, unito a un pane ai cereali. Ecco. Quindi quello che va per la maggiore ed è Esatto. il nome del tuo locale anche, hamburghetto. Esatto. Giusto? Come siamo con le tempistiche? Abbiamo 1 minuto e 13. Però poi è sai Ci siamo. Cioè, non si Sai perde che devi bravo, impiattare, bravo, Molto frittura, bravo. quasi navigato. Perché non dimentichiamo che appunto lavorare, parlare, essere in gara, insomma, cioè Bravo ce n'è, perché è la sua prima esperienza. Tant'è sì. che cerca anche di guardare la telecamera, quindi è davvero bravo. Sì, è davvero bravo. Sta davvero Quindi poi sai impegnando. che Ha un futuro. eventualmente Hai un futuro. se ti serve un volto... Un volto volto televisivo, nuovo. sì. Se mi fa quei panini lì, sì. È subito arruolato, assolutamente. Beh, dai, ci siamo con i tempi. Ecco, andiamo a montare, scusate, i nostri hamburger di coniglio con il fico appena scottato leggermente con il crudo di San Daniele. Adesso andiamo a mettere la valeriana. Anche, quindi Sì, perché mi dà freschezza bello comunque. pieno. E anche dal punto di vista cromatico è importante che il panino sia bello, quindi abbiamo sì. diversi colori, abbiamo il viola, il bianco, il giallo del panino, il verde.
Marta, hai appetito per mangiarne tutti e tre? Sì. Sì. Il tempo è scaduto, quindi io direi di... Un po' di polvere di fico essiccato. Accelera Luca che se no mi entri in penalità. Ok, ci Entri siamo. in penalità. Ricordati di impiattare sempre in maniera precisa, perché poi i nostri giudici guardano anche come viene presentato il panino. Sì, in effetti è uno dei elementi. giudizi, viene dato anche da come è presentato, da come è impiattato. Ma comunque era anche il primo concorrente, la prima esperienza, se anche Sì, sfora di saremo qualche indulgenti. secondo lo Scusa, questa perdoneremo. qua è foglia di fico? Questa è una foglia di fico fritta, Fighissimo. Ah, che Bravo. bello! perché mi piaceva comunque Porta il dare... panino ai giudici. Posso permettermi? Certo, Voilà. vai. Mi piaceva Vedi comunque tu. richiamare ulteriormente Bravo, il... anche È bella molto l'idea Posso buono. della permettermi foglia di di partire fico, da lei? eh? Prego. Sì. Molto bello. Anche della polvere. Anche della polvere. Sì. La Hai polvere convinto invece... Vediamo le Gabriele scelte. su questa foglia, l'hai proprio convinto alla Bene. fine, eh? No, mi piace proprio l'idea, Sì. perché vuol dire che ha pensato anche a tutte le varie Sì, qui c'è tanto declinazioni. pensiero, Sì, Luca, bravo, Grazie. complimenti. a vederlo sembra buono, a vederlo. Adesso i nostri giudici assaggeranno il tuo panino e poi rientrerai per il giudizio finale. I nostri giudici hanno assaggiato il panino, il moro incontra il coniglio, siamo davvero curiosi di capire com'era questo panino, Annalisa? La sfida oggi non è affatto semplice, cominciamo a dire questo, Ecco. perché fare un panino con i fichi, che sia un panino declinato nel salato, perché panino con i fichi è un panino con la marmellata di fichi o con i fichi stessi, cioè una cosa piuttosto dolce, non è affatto semplice. Devo dire questo, che era un panino che non mi aspettavo fosse così semplice da mangiare. Cioè, quando ho visto costruire la torretta di ingredienti ho pensato che qua mi va tutto per il piatto. Invece no, ha mantenuto una certa assemblato consistenza, era assemblato molto bene. Purtroppo il fico non ha incontrato il coniglio, ma si è un po' perso per strada, no? Consentimi la battuta. Mi è arrivato poco. D'accordo. Mi è arrivato poco. E ne abbiamo parlato e forse potresti proporre questo panino rivedendo un pochino gli ingredienti da utilizzare. Togli piuttosto che mettere. Il prosciutto crudo la fa da padrone. In un panino in cui il coniglio è chiaramente una carne neutra, l'avevamo detto. Sì. Il fico si perde per strada. Il prosciutto crudo, che era un ottimo prosciutto crudo, arriva tanto. Arriva. Menzione d'onore al pane, buonissimo. Gabriele, che eri così coinvolto dalla foglia finale, sbriciolata, che cosa ne dici? L'ho assaggiata, realmente è molto più scenografica che di sapore, effettivamente. Sono perfettamente d'accordo con Annalisa. Un attimino meno di tipologie di prodotti, perché il fico appunto si perde. Il panino comunque è un ottimo panino, a prescindere, cioè lo mangi volentieri. In questa occasione però dobbiamo cercare di valorizzare il prodotto effettivo. La qualità c'è tutta, la dimestichezza anche, per cui vedo che ti muovi, ti destreggi come non mai e sei veramente in gamba. E naturalmente non era proprio così facile. Ecco, sinceramente. Marta, il primo assaggio del primo panino, com'è stato? Buono, bello, come hanno detto i colleghi, perso un po' il fico, però io da collega ti sceglierei, nel senso mangerei volentieri il tuo panino nel mio tempo libero, quindi bravo e complimenti, sei sulla strada giusta. Beh, è stata sicuramente un'esperienza costruttiva perché ci ha dato modo di
è motivo di crescita, di comunque una valorizzazione di quella che è la nostra realtà e la valorizzazione dei prodotti autoctoni, insomma, delle nostre zone, e io posso essere solo che soddisfatto e grato per questa occasione, ecco. Siamo pronti per conoscere il secondo concorrente, lui arriva da Trieste, vediamolo nella presentazione. Ciao, sono Simone Solaro, lavoro alla Bottega dell'Antiquario, un locale aperto in centro a Trieste un annetto e mezzo fa, di cui ci occupiamo soprattutto di paste fresche e paste lievitate. Tutta la produzione delle cose che trovate all'interno del nostro locale sono fatte in casa. Lui è Simone Solaro della Bottega dell'Antiquario di Trieste. Arrivi Simone, sei pronto? Eccolo qua. Eccomi qua, buonasera a tutti. Bravo, vedi che sei arrivato preciso con i tuoi Kraffen. Eh sì. Allora, raccontaci un po' come si chiama il tuo panino, partiamo da quello, dal nome. Allora, il nome del panino ho voluto trovare un nome un po' allegorico e l'ho nominato Lady Duck e Mr. Kraffen, che sono insieme intanto, ai ficcoli gli altri protagonisti di questa prova. Perfetto, allora partiamo col tempo, 10 minuti, vai con la preparazione. Apri subito il Kraffen, è già una cosa particolare, no? Sì. Come Di mai solito scelto? il Kraffen si mangia dolce, invece noi nel nostro locale lo mangiamo salato. Allora, il Facciamo dei Kraffen figomoro, farciti. tu lo conoscevi già come prodotto, l'hai utilizzato già? Lo conoscevo già, non avevo mai avuto il piacere di utilizzarlo però. Ecco, ricordiamo che arriva da Caneva. Perché è legato al territorio di Caneva il figomoro, Annalisa? È legato al territorio di Caneva perché a Caneva c'è un microclima particolare dato dal fatto che alle spalle di Caneva ci sono le prealpi carniche che fanno sì che lì crescano rigogliosi gli alberi di fico, e poi lo stesso terreno che c'è in quelle zone è ricco di minerali, e abbiamo questo prodotto che è a tutti gli effetti un prodotto autoctono, già conosciuto nel 1300, tant'è che venivano portati da Caneva a Venezia, la Serenissima, questi fichi molto buoni e molto graditi. Ecco, dopo questa nozione storica, caro Simone, tu intanto hai preparato il Kraffen che lo metterai al forno, immagino. Esattamente. Gli altri ingredienti sono anatra, yogurt greco, mandorle e spinacino, dico bene? Esattamente. Tu l'anatra l'hai già messa? L'anatra è già in cottura. E poi lo yogurt affumicato, vedo? Lo yogurt affumicato. Che è una cosa nuova. Lo yogurt greco, come l'hai affumicato? Lo yogurt greco l'ho affumicato con una normale gun, smoke, per 20 minuti con un legno di ciliegio. Quindi è già pronto? Già Questo è pronto. già- Ha avuto già un riposo tutta la notte in modo che sapesse proprio molto bene di affumicato. Dicevamo infatti che questo è un prodotto che almeno io non conoscevo, non so. No, i miei- sinceramente neanche io non l'ho mai mangiato. Lo yogurt affumicato per me è una prima mondiale, quindi No, ma non è male, sono Come... molto curiosa. Ma lo utilizzi già come ingrediente dentro il tuo locale? Sì, lo Sì. utilizzo già nel mio locale. Quindi In lì che- vai tranquillo. In che piatto? Allora, in quest'estate c'era un trancio di salmone cotto a bassa temperatura con un cetriolo carosello condito con l'anetto e questo yogurt affumicato. Quindi c'è già un ingrediente che mi porto dentro e dietro con me da questa precedente esperienza. Prima non l'avevo mai messo in menù, ma l'ho usato più volte a casa. Cioè nelle varie prove e tutto per capire come, cosa e tutto, per arrivare in locale pronto. Perché prima di fare un menù, Sì. diciamo che tutte le prove le faccio a casa. Tu addirittura? Bravo. Io e il mio socio, collega, il mio braccio destro, come lo volete chiamare. Hai 7 minuti di tempo, la preparazione, raccontaci. Allora, come la preparazione, continui. ho caramellizzato i fichi con un po' di zucchero, un po' di sale e un po' di pepe di Sichuan. Gli spinaci sono molto semplicemente spadellati con un po' di olio, sale. L'anatra è stata cotta a bassa temperatura per 2 ore a 57 gradi. Ah, Fatta raffreddare nell'acqua e ghiaccio per avere lo shock termico in modo da mantenere tutte le sue caratteristiche organolettiche. E adesso solo ripassiamo un attimo in piastra per rendere bene croccante la pelle. Perché Anche- l'anatra? vai. Perché hai scelto perché l'anatra? l'anatra? È un ingrediente che mi porto nel cuore perché una persona a me cara, l'ho mangiata per la prima volta con lei, gliel'ho cucinata poi per lei più volte, è il suo ingrediente preferito, quindi è un ricordo a lei.
Ah, che carino. Ma che bel cosa pensiero. carina, questa cosa ci piace molto. Sì, un bel Sì, pensiero. perché Noi siamo dei romantici, personalizza perché noi siamo anche. dei romantici. Il panino ci mette del cuore, no? Beh, Del assolutamente, sentimento. Le mandorle invece sarà il tocco finale, immagino. Il mandorle sì, Ecco. sopra a tutto prima di chiudere il Krafen. Quindi è un crafen salato o rimane qualcosa di dolcino? È comunque una base con un burro, quindi comunque c'è una piccola percezione di dolce, però con tutti gli ingredienti salati all'interno va a perdere tanto L'hai sulla fatto sua te il dolcezza. Krafen? Prego? L'hai fatto te il Krafen? È una nostra ricetta, ma ci affidiamo a un pastificio e a un ok. panificio per Per la produrlo. preparazione. Allora, mi verrebbe voglia di chiederti le calorie, ma invece ti chiedo Meglio di no. food cost, perché qua le calorie abbondano. Il food cost invece che dovevi rimanere a 3,50? Bisognava arrivare a 3,50, siamo arrivati a 3,47. A filo filo. Filo filo, tutto calcolato. Ci sono Bene. stati diversi tagli, diverse prove. Ecco, il tuo figo moro invece, ecco, per capire anche Chiediamoglielo, dove l'hai trovato, se hai fatto anche tu fatica un È po'. stato un bel problema purtroppo, però alla lunga, grazie al mio titolare che conosce un'azienda, siamo riusciti a trovarlo. Ah, vedi che ce n'è ancora, quindi. Ce n'è, Ma- ce n'è. Sì, sì, l'abbiamo detto Brut- prima. purtroppo non erano bellissimi, Vabbè. però abbiamo deciso comunque di portarlo. Ho dovuto levare la buccia purtroppo perché non Mi si poteva. piace quest'idea di Simone di servire un Krafen salato, la trovo molto mitteleuropea come idea, no? Molto anche vicina al fatto che lui comunque viene da Trieste, dove queste ricette, no, che vanno a sposare il Sì, dolce con è il vero, salato è vero. sono diffusissime, no? In questo periodo si mangiano tantissimo gli gnocchi di susine, che sappiamo essere un piatto mitteleuropeo per eccellenza, gnocco di patate con all'interno la susina, che è chiaramente molto dolce. Molto, Quindi molto. adesso sono curiosa di assaggiare il nostro Krafen. E noi siamo curiosi di vedere anche l'impiattamento, come siamo con i tempi? Bene, adesso 3 riposa minuti giusto e quei 30 50. secondi l'anatra Ok, e poi possiamo iniziare a tagliare e impiattare tutto. il Krafen è già Il caldo. Krafen è pronto. Ok. Ogni tanto esci fuori in sala? Sì, ogni tanto esco fuori in sala. Ti piace? È una cosa che ho iniziato a fare quest'estate. Mi piace molto, devo essere sincero, mi piace molto perché avere a che fare con il cliente e avere il giudizio diretto e non quello dei camerieri che ti portano dentro è un'altra cosa, anche penso che per il cliente sia molto più entusiasmante avere lo chef al tavolo e tutto. Però si vede che ha vero, una la buona passione, la noti, comunicazione anche, no? Quindi si vede che Io credo che quest'anno Esci. i concorrenti ci abbiano visto un po' patiti. Sì, no? Perché perché adesso un petto da... accidenti. no, è che dalla prima puntata, tra l'altro. Sì, sono 12, Non oso pensare le prossime come... Lascia stare. Allora, Non tu chiediamocelo. stai preparando, tagliando l'anatra, poi tutto il resto è tiepido? Tutto il resto è già scaldato, È già adesso nel scaldato? mentre che stavamo parlando ho aperto Ok. tutto a fuoco molto basso però. Molto basso. Marta, che cosa ne pensi tu di questo tipo di abbinamento Krafen, anatra? Sono molto curiosa del Krafen stesso perché è una novità e dello yogurt affumicato. Anche quello. L'anatra la mangio poco, ma mi affido. Lui l'ha provata sicuramente, quindi... Diciamo di sì. Ok, proviamo a vedere com'è l'impiattamento. Ricordati sempre che anche come presenti il tuo panino è importante per il giudizio finale. Direi di sì. Hai ancora 1 minuto e 59. Ci siamo. Staremo tutto nel tempo. Ecco, tu l'hai previsto. provato questo panino? L'ha provato qualcuno al tuo posto? No? Perché ridi? Provato Più mangiato che hai la nausea di sta... praticamente la nausea di questo panino. Da Sul tutte le volte serio? che l'ho provato Perché l'hai modificato spesso anche oppure... ho modificato, ho fatto assaggiare a più persone. È stato, penso che Ce 30 l'hanno volte per le ho un fatte mese tutte. non la mangi. Sì. Ma senti, lo proporrai nel tuo ristorante? Se riesco a trovare ancora dei fichi, molto volentieri in realtà. Quello bello. no? Spererei La in- stagionalità è qui. Purtroppo ormai stiamo andando verso la fine della stagione dei fichi, quindi
la vedo difficile, però Per il prossimo magari una anno. settimana così, bim bum, Sì. ci proviamo. E poi vediamo anche cosa dicono i giudici qua, Eh beh, assolutamente. Vediamo come va poi con i nostri giudici. Hai ancora 50 secondi, ma tu vai, che poi è importante che presenti bene il tuo panino con tutti i tuoi ingredienti. E poi questo adesso sono curiosa dello yogurt. Ah, è così. Qua la camicia bianca, ma sì, me la gioco tutta. La camicia di La camicia Gabriele è un bel Qui me la test. gioco, sarà il suo momento. Sì. No, dalla prossima puntata pensiamo a un bavarin Sì. per Gabriele, bavaglino. Dai, 20 secondi ce la possiamo fare. La Direi mandorla, di sì. lì la metti? Una grande appassionata di mandorle, quindi quando vedo le mandorle... Ma io a morire qua. Ah, sì. Bravo Simone. Ci invidiano molto per questo ruolo. Sì, ma non la bilancia. No, la bilancia ci fa ciao ciao. a casa, Perché- quella. Quindi io mi Però, guarda. lego a questo aspetto. Il tempo è scaduto, ma ci siamo, dai, con i tempi, perché lo stai impiattando e lo porterai ai giudici. Assolutamente. Poi le telecamere tutte su Gabriele per vedere come lo mangia. Sì, sono pronto. Bravo Simone. Grazie. I nostri giudici hanno assaggiato il panino, Gabriele ha ancora la sua camicia bianca intatta, Sì. prova superata, ma vediamo che cosa ci dice. Partiamo subito allora da Gabriele, cosa ne dice Annalisa, visto che era Assolutamente. così concentrato a non sporcarsi, che cosa ne pensa del panino di Simone? Allora ti confesserò che sulla carta gli ingredienti mi piacevano molto e ero molto curioso di provarlo. Poi nella realizzazione ho trovato qualche lacuna, sinceramente, per cui il concetto di base è buono come idea, però va un attimino modificato in corso d'opera. L'anatra non è facile da mangiare, non è comoda in un sandwich anche da proporre, per cui ok, si possono utilizzare coltello e forchetta, ma in certi momenti risulta anche un po' più stopposetta, ecco, un po' più difficile da masticare. Per quanto riguarda tutto il resto ci sono dei contrasti piuttosto netti all'interno di sapori, ecco, un po' squilibrati, ecco, per cui non crea un'uniformità di gusto, sinceramente. Secondo me si può migliorare molto il concetto del panino. L'idea è buona, ma bisogna lavorare sugli equilibri. Passiamo a Marta, poi sentiamo Annalisa nel finale. Sì, confermo quello che è stato detto, l'anatra un po' difficoltosa da mangiare, alle volte proprio anche un po' pericolosa, passami, perché facevi fatica a staccarla. Forse una lavorazione tipo alla pulled duck, cioè fatta molto più sfilettata, dà la possibilità di gustarlo nell'insieme meglio. I sapori, i contrasti a me sono piaciuti, mi piace il dolce col salato, quindi amo queste cose. Puoi sempre migliorare, chiaramente. Grazie. Il presidente di giuria cosa dirà? Sentiamo Annalisa. Allora, partiamo dalle cose positive, no? Ossia, il fico è uscito bene. Cioè, in questo panino, forse perché l'ha caramellizzato, non lo so, comunque il fico a me l'ho sentito, mi è piaciuto, dava un aspetto piacevole al panino. Anch'io, come Marta, amo il contrasto dei sapori e quindi il fatto che ci fosse l'affumicato, il fatto che ci fosse questo aspetto dolce, il salato, a me piacevano.
Però uno degli aspetti che noi dobbiamo valutare qui è anche la consistenza. E in questo panino devo dire che la consistenza era veramente difficile, cioè nel momento in cui io mi sono trovata ad addentarlo ho fatto fatica, cosa che in un panino non dovrebbe essere, perché appunto dovrei usare semplicemente le mani, no? per mangiare il panino. E qua era un po' difficile. Forse cambiando metodo di cottura dell'anatra potrebbe funzionare. Grazie. Allora, dopo aver sentito il giudizio dei giudici, accetto molto volentieri le loro critiche costruttive che mi sono state date e me le porterò dietro per migliorare il tutto e per migliorare addirittura questo panino da riproporre poi nel mio locale. Siamo pronti per conoscere il terzo concorrente, è una donna, andiamo a vederla nella sua presentazione. Ciao a tutti, sono Deborah Marchetti, titolare del locale Ideale a Motta di Livenza. Ho fatto della mia passione il mio lavoro. Cerco di impegnarmi in tutto quello che faccio in termini di cichetteria e piccola cucina. Lei è Deborah Marchetti di Motta di Livenza. Vieni Deborah. Buonasera a tutti, buonasera. Finalmente una donna in questa prima puntata tra i concorrenti. Il tuo panino si chiama? L'abbinamento ideale. Perché l'ideale è? Il mio locale. Il tuo locale, abbiamo fatto anche la rima, guarda che brave. 10 minuti di tempo, pronta Deborah, ci racconti il tuo panino? Allora, il mio panino nasce dal mio amore per la carne. Io adoro la scottona, quindi abbiamo una tagliata di scottona che viene cotta, viene lasciata comunque rosa dentro in modo tale da lasciargli i sapori. Poi ci andiamo ad abbinare della rucola, giusto per dargli quel contrasto con un po' di amarotico, una base di stracciatella come crema da mettere nel panino per dargli quella morbidezza e ovviamente non può mancare il fico moro di Caneva. Ecco, giusto. Il pane invece, che pane hai scelto? Il pane è un pane di semola di grano duro e l'ho fatto fare dal mio panificio di fiducia. Ok, vai proprio con la preparazione. Come tipologia di ingredienti scelti, Annalisa, che cosa ne pensi? Guarda, io quando ho letto la ricetta di Deborah ho avuto, l'abbinamento mi piace gli ingredienti che ha scelto eccetera, ma ho avuto una perplessità perché ci sono 10 minuti di tempo per preparare il panino e immagino che lei abbia fatto tutte le prove del caso, mi sono rivista nel preparare un panino del genere, ho detto se dovessi farlo io impiegherei ben più di 10 minuti perché devi far cuocere la carne. Per la cottura della carne. Sì, ma insomma. Però la lascia rosa dentro, forse sta studiato. Certo. Cosa ne pensi? È una cosa che comunque è stata studiata anche perché a me la carne piace leggermente al sangue. Sì, anche a me, ma non è quello, è proprio il fatto che comunque i tempi di cottura. Vai Marta. Che tipologia di taglio hai utilizzato per... È una scottona. No, il taglio della carne. È un filetto. Chiedo scusa. Un filetto, buono. E invece il fico lo conoscevi? L'abbinamento come l'hai scelto? Allora, il fico è un prodotto che conosco, ma che sinceramente l'ho sempre utilizzato quando vado a fare qualcosa di dolce. Non avevo mai fatto l'abbinamento con il salato o comunque non avevo mai azzardato a tanto. È stata una ricetta che è stata studiata nei minimi dettagli. E speriamo insomma che sia soddisfacente non solo per me ma anche per i giudici che apprezzino. Diciamo che in questa prima puntata abbiamo visto una notevole ricerca sia per quanto riguarda l'abbinamento sia per quanto riguarda gli stessi ingredienti perché sono stati molto attenti, hanno fatto prove, bravi, è così che si fa insomma. Ma già dalla scorsa edizione avevamo notato questa sensibilità, però già in questa quinta edizione, se si ripropone dalla prima puntata vuol dire che quella è la strada dei professionisti, la ricerca della materia prima oltre poi alla passione e alla lavorazione, perché questi sono poi gli ingredienti che fanno la differenza. E il costo del panino, cara? 3,50 €, tondi. Tondi, qua non si... Carne sgrassata, con tutti gli scarti del caso e via. D'altronde deve starci forse è il dentro. caso che, non lo so, la pancetta quanto starà su? La pancetta è quella che ci impiega meno, qualche minuto. Ok. Hai l'ansia da prestazione.
Sì, sì, la sto vivendo, ammetto che sono in ansia per lei. Infatti l'hai messo fretta, adesso vedi che ha messo la pancetta. Cioè, è la nostra quota rosa, no? E allora... quindi si preoccupa Annalisa. Però insomma tu l'hai provato questo panino, Deborah, non solo tu probabilmente l'ha provato, o l'hai provato solo tu? Il moroso l'ha provato? Diciamo che... Prego? Il tuo moroso l'ha provato? Beh, è stato il primo. Ah, ok. È stato il primo a provare il mio panino. E gli è piaciuto così come l'avevi preparato? O No, abbiamo fatto diverse prove. Ah, vedi. Abbiamo fatto diverse prove, poi abbiamo fatto delle modifiche e alla fine abbiamo trovato quella che è la ricetta ideale, secondo noi. Deborah, ma tu hai usato il figo moro proprio di Caneva o sei dovuta ricorrere a... Diciamo che mi ha fatto... Ti ha fatto tribolare, sì, no? mi ha fatto tribolare tantissimo, perché comunque la stagione quest'anno è partita con 20 giorni di anticipo, quindi siamo stati molto... Sì, abbiamo fatto una ricerca molto importante. Accurata. Sì. 5 minuti alla fine la scottona, Quindi brava con le tempistiche, Deborah. Grazie. Vuol dire che Infatti ti proprio dico, si sa forse fare. era veramente più una mia ansia. Sì, non l'avrò preparato, dico, ma se dovessi farlo io... Ma chi sa gestire probabilmente questo tipo di panino quotidianamente avrà anche calibrato le tempistiche. Io no, non saprei, zero. Però Sì, è sempre una cosa un po' delicata, però vedo che secondo me ha calcolato bene le cose, indipendentemente. Ricordiamo che anche la piastra non è la sua, quindi anche gestire una piastra nuova, però Deborah ti vedo... Sì, è sul pezzo, è Sì, sul sì, pezzo. sì. Ecco, raccontaci anche che cosa stai facendo, così... Beh, vado a salare leggermente la pancetta, perché comunque, anche se è una carne molto saporita, ha bisogno, io gli aggiungo sempre una sapidità artificiale. Sto rendendo la pancetta bacon in modo da dargli la croccantezza e risulta così anche più semplice da mangiare, altrimenti tenderebbe a sfilacciarsi, non riesci a morderla bene. Ok, 4 minuti e 36. Anche per darti un po' i tempi. Anche perché hai anche la stracciatella tu da inserire nel panino e ricordati sempre che anche la presentazione del piatto finale del panino ha un suo giudizio. Diciamo una cosa anche, che no, avevamo notato che tutti e tre hanno scelto la carne come proteina da inserire con il fico e non si conoscevano, non si sono messi d'accordo, hanno scelto 3 tipologie di carni molto diverse, perché abbiamo avuto il coniglio, abbiamo avuto l'anatra e adesso abbiamo... E soprattutto carne fuori dagli schemi, insomma, in un panino, in un contesto di un panino. Quindi è bella questa cosa, ma alla fine ci fa anche pensare che ormai un panino è diventato un piatto. Quindi non è più il classico panino mordi e fuggi, ma è diventato un'esplosione di gusto. Che buona quella scottona lì adesso che la sta tagliando. La sto vedendo, sì. È partita la salivazione, Deborah, cosa stai facendo? Che sono a dieta. Sto cercando di proporvi il panino. Però guarda che è una carne magrissima. Sì, cioè, certo. Mi sa che questa volta mi sporco, Dici che... All'ultima. Che è la volta Com'era buona. quella pubblicità degli anni 70, quella della camicia bianca? C'era un prodotto, no? Sì. Che usa sicuramente Gabriele. Esatto, per me. Ecco, dai che stiamo impiattando, preparando il panino, quindi via di stracciatella, poi... Via di stracciatella, poi ci aggiungiamo la scottona. Ok. Brava anche nel porre... Sì, ma io la guardavo come ha affettato la scottona, che non è proprio... No, la tagliata sottile proprio... sì. Per renderla più facile alla masticazione. Esatto. Essendo che comunque non abbiamo coltello e forchetta, di solitamente quando mangiamo un panino. Sì, il panino di suo andrebbe mangiato con le mani, no? Sempre. Poi, vabbè, ci può essere l'aiuto, ma... Pensa che comunque anche la preparazione, la presentazione del panino ha un suo giudizio, quindi vai tranquilla. Brava, che si era già fatta, si era anche già porzionata, no? Di modo che siano tutti e 4 uniformi. Esattamente.
Comunque anche il primo concorrente è andato fuori tempo, quindi teniamo conto. Sì, anche il secondo è andato fuori un attimo. Quindi siamo andati tutti fuori tempo. Debora, tranquilla. Ne terremo conto. Tu presenta al meglio il tuo panino. Perché sembra 10 minuti, no? Ma sono 4 comunque da preparare. Sono 4 panini da preparare, esatto, sì. non ce n'è solo uno. Perché ricordiamo, i giudici devono assaggiarlo e poi c'è il panino da fotografare. Perché poi ricordiamo che c'è il libro The Best Sandwich, sì, che andremo a certo. presentare anche nelle nostre puntate. È stato presentato ogni anno ed è un libro molto carino che riassume quelli che sono stati i panini presentati durante l'edizione. Assolutamente. Con le a te ricette. che piace fare libri. Sai, adesso c'ho quella. Quando saranno pronti, impiattati, porterai ai giudici 3 panini da assaggiare. Di quanto abbiamo sforato? Forse 1 minuto e mezzo. I nostri giudici hanno assaggiato il terzo panino, c'è stata poi un'aggiunta improvvisa perché la nostra Debora per l'emozione ha dimenticato la pancetta, Annalisa. Sì, ha dimenticato la pancetta proprio sul banco di lavoro, quindi non avevamo ancora iniziato ad assaggiarlo e ce l'ha aggiunta a ciascuno un pezzetto nel panino. Io devo dire questo, un panino buono, facile da mangiare. Il dubbio che avevo all'inizio, cioè la perplessità sui tempi del gioco, cioè i 10 minuti, in effetti pur avendo lei cotto la carne perfettamente, perché devo dire che la carne aveva un punto di cottura perfetto, si sono un po' chiaramente dilungati. Vabbè, insomma, comunque adesso faremo la nostra valutazione e vedremo. Un panino piacevole. Marta, io ti faccio i complimenti perché vista l'emotività non è facile mettersi in gioco davanti alle telecamere e quindi sei già stata brava in quello. Sulla carne un consiglio che posso darti utilizzandola anche ogni giorno, forse nel panino il sale in fiocchi dà un po' di gusto in più alla carne e gli può dare qualcosa in più. Gabriele che non si è macchiato, questa è la notizia? Sì, ho resistito. Io penso che l'emozione abbia giocato un po' un brutto scherzo, perché le possibilità per fare un risultato perfetto c'erano, però naturalmente è normale, esattamente. E nel complesso il panino è buono, è piacevole e anche sano, perché ha degli ingredienti belli, buoni e equilibrato, abbastanza equilibrato, ecco. Naturalmente sì, il fatto di dimenticare qualche ingrediente non è la cosa migliore, anzi, per cui secondo me ci sono dei grossissimi margini di miglioramento, però nel complesso hai fatto un buon lavoro. Debora, adesso andiamo a sentire la tua. Allora, sono abbastanza felice dell'opinione che hanno avuto. Ho fatto un errore che è imperdonabile, quello di dimenticarmi la pancetta. Mi sono fatta cogliere un po' troppo dall'emozione, quindi questo ha giocato sicuramente a mio sfavore. Spero che comunque nel complesso il panino sia risultato bilanciato e spero di aver fatto un ottimo lavoro. E non me ne vogliono male i miei avversari, spero di vincere. È arrivato il momento più atteso probabilmente dai nostri 3 concorrenti. Adesso voi avete preparato i panini, siete più tranquilli perché il lavoro è fatto, ma adesso dobbiamo capire il giudizio finale. Quindi la nostra presidente di giuria Annalisa mi consegna la busta. Dov'è l'interno? Cosa ridi, Luca? Dov'è l'interno?
All'interno c'è appunto la valutazione dei 3 panini, ma prima di dire appunto com'è andata, vogliamo dire come sono stati loro, perché è la prima esperienza, è la prima puntata di questa quinta edizione, quindi insomma sono stati bravi. Sono stati molto bravi perché non avevano un ingrediente facile, mi ripeto perché l'avevo già detto prima, ma effettivamente il fico declinato al salato è abbastanza insidioso. Nessuno di loro ha utilizzato uno dei classici abbinamenti del fico che poteva essere con il fegato. È proprio certi chef lo ritengono insomma un ottimo abbinamento. Però hanno utilizzato 3 tipologie di carni molto diverse, hanno utilizzato metodi di cottura diversi, al momento bassa temperatura, una cottura prima fatta sempre a bassa temperatura e poi scottato, insomma sono stati veramente molto bravi, molto bravi. Allora, c'è un vincitore, a me dispiace perché dovremmo salutare 2 dei nostri concorrenti, ma il gioco è questo e quindi con dispiacere, no, con dispiacere, con gioia, uno passa e gli altri 2 ritorneranno, via. Allora andiamo a vedere, a conoscere il terzo classificato con un totale di 101 punti. Il terzo è Simone Solaro di La Bottega dell'Antiquario Trieste. Facciamo un applauso a Simone. Però dobbiamo dire qualcosa su di lui, no? Allora, su Simone, dico una cosa generalizzata. Intanto in una manciata di voti ci sono tutti e 3. Esatto. Quindi vuol dire che insomma la preparazione, la tipologia eccetera, siamo lì. A Simone una menzione speciale per l'utilizzo dell'ingrediente, perché nel panino era il panino in cui il figo moro usciva meglio. Valorizzato. Sì, valorizzato bene. La sfida dunque è tra Luca e Deborah. Guardiamo il volto dei 2 concorrenti, adesso sorridono, ma dentro chissà cosa penseranno. Sarò io a vincere, Luca o Deborah? Allora, sono 10 punti che li dividono in sostanza, tra il secondo e il primo posto. 105 e 115. Diciamo subito chi è il primo classificato, chi ha vinto questa puntata con 115 punti, è Luca De Martin di Lamborgheccio. Il Moro incontra il Coniglio, lui il primo concorrente ed è il vincitore di questa prima puntata. Però insomma Deborah è stata brava, peccato insomma per quell'errorino, no? Quell'emozione che l'ha portata. Noi abbiamo un compito molto piacevole che è quello di assaggiare i panini, però c'è il contrappasso, cioè dobbiamo anche mettere dei giudizi e chiaramente esprimendo una valutazione poi matematica, e questo è stato il risultato. Devo dire che io ho assaggiato 3 bei lavori. Abbiamo ben cominciato. Abbiamo ben cominciato. Marta, anche tu d'accordo su questo giudizio finale? Sì. Sei soddisfatta per come è andata? Noi ti ringraziamo, ci ha fatto piacere conoscerti. Grazie. E Gabriele sicuramente torna nelle prossime puntate. Sì, ci sarai. penso che ci vedremo. Ci vedremo spesso. Annalisa non può mancare, quindi io ringrazio la giuria, ma ringrazio i 3 concorrenti. Luca, tornerai, ti prepari? Ormai adesso hai preso... Quasi di casa. Ormai sei di casa, quindi hai preso il via. E ringrazio gli altri 2 concorrenti, Deborah e Simone, complimenti, anche per voi è stata la prima esperienza, siete stati davvero bravi. Grazie alla mia squadra, Gian Domenico e Francesco, che sono qui con me. Ricordiamo l'ingrediente della prossima puntata, Annalisa? Il primo presidio slow food del Friuli Venezia Giulia, vediamo chi lo indovina. Lo dico io, la Pittina. Pittina sarà la protagonista della prossima puntata di The Best Sandwich, quindi noi ci vediamo puntuali su Telefriuli ogni venerdì con The Best Sandwich. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!